Bentrovati amiche e amici del Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano. Siamo qui per questo quinto appuntamento con quelle che abbiamo definito delle pillole di linguistica leggera, nelle quali stiamo riflettendo sul modo in cui noi sardi parliamo e scriviamo la lingua italiana. Nel videoclip precedente ci siamo soffermati sugli aspetti prosodico-intonazionali e abbiamo detto che sono quelli che ci permettono nell'arco di pochissime battute, in pochi secondi, di individuare addirittura l'area di provenienza di un parlante. Sono quei tratti che ci permettono di dire se un parlante è toscano o sardo o piemontese o calabrese. Oggi proseguiamo prendendo in esame il livello d'analisi della fonetica, e cioè ci soffermiamo su alcuni aspetti cercando di riflettere con voi sul modo in cui noi pronunciamo i suoni della lingua italiana nel nostro apparato fonatorio. Per esigenze di tempo lasceremo perdere gli aspetti fonologici, che sono quelli che riguardano non la produzione dei suoni, ma i suoni presi nel loro insieme come sistema, che formano un sistema nella lingua, ma ci soffermiamo su alcuni di questi aspetti. Quindi noi possiamo individuare una regionalità anche a livello di produzione dei suoni, cioè quando noi emettiamo i suoni nel nostro apparato fonatorio. Una delle principali spie che ci consentono di individuare se un parlante è sardo o non sardo quando parla la lingua italiana è quel fenomeno che viene definito in termine tecnico sotto il nome di metafonesi o metafonia. Che cos'è la metafonesi? È l'influsso che subisce la vocale accentata, quindi la vocale che nella parola reca l'accento principale, ad opera delle vocali che si trovano nella sillaba successiva o nella sillaba finale, quindi nelle sillabe successive. Se noi, per esempio, prendiamo la parola italiana signore o la parola italiana professore, o parole come la sede o il bicchiere, osservate che sono tutte forme al singolare, noi pronunciamo le vocali accentate, cioè signore, la O, professore, ancora la O, la sede, la E, e il bicchiere, la E, come vocali aperte. Perché pronunciamo queste vocali aperte? Perché nelle sillabe successive, soprattutto nella sillaba finale, c'è una vocale aperta. Quindi il grado di apertura delle vocali che seguono la vocale accentata influenza il grado di apertura della vocale accentata. Questa è la metafonesi. Se noi ora pronunciamo il plurale di queste stesse parole, notiamo che le vocali accentate le pronunciamo senza che nessuno ce lo abbia insegnato, ma per semplice esposizione naturale le pronunciamo come vocali chiuse. E quindi diciamo signori, professori, sedi, bicchieri. Sentite la differenza: il signore con la O aperta, i signori con la O chiusa, il professore con la O aperta, i professori con la O chiusa e così via. Perché chiudiamo in automatico la vocale accentata? Perché nella sillaba successiva ci ritroviamo il morfema I, la vocale I, che è il morfema del plurale nella lingua italiana,
che è una vocale chiusa. La chiusura della I mi porta in automatico a pronunciare chiusa anche la vocale accentata. Questo è il fenomeno della metafonesi. Ci soffermiamo rapidamente su qualche altro fenomeno. Prendiamo in considerazione per esempio il fenomeno della armonizzazione, che è il fenomeno in base al quale la vocale che reca l'accento influisce sulla qualità delle vocali che precedono. Quindi, se noi prendiamo una parola come può essere l'aggettivo espanso, participio passato di espandere, noi notiamo che nell'italiano standard dovremmo pronunciare quella prima E di espanso come una vocale chiusa. Noi dovremmo pronunciare in standard espanso. Il problema, tra virgolette, perché non è un problema, è che siccome la vocale accentata è la vocale A, quindi la vocale di massima apertura nel triangolo vocalico, bene, il fatto che la vocale accentata sia una vocale aperta mi porta in automatico a pronunciare come aperta anche la vocale che invece andava pronunciata chiusa. Questa è la ragione per cui noi sardi inconsciamente non diciamo il polistirolo espanso, ma diciamo il polistirolo espanso con quella E aperta. Il fenomeno, come ho detto, si chiama fenomeno della armonizzazione vocalica, armonizzazione che nel caso che abbiamo appena trattato è parziale, non totale. Ma noi sardi nel nostro parlare italiano, soprattutto, e qua vengono a galla le variabili sociali della lingua, quindi dipende anche dal parlante, soprattutto dal livello di istruzione dei parlanti, arriviamo a produrre nel nostro italiano regionale anche una armonizzazione totale, non parziale. L'armonizzazione totale è quella che sentiamo quando pronunciamo parole come tanaglia, passami le tanaglie in luogo di tenaglie, la signora Cecilia in luogo della signora Cecilia, il Presidente della Repubblica con la I e non con la E, quindi Repubblica, lui è un pirito industriale, oppure i citrioli non mi piacciono. Vedete che praticamente in questo caso e in tantissimi altri, noi abbiamo preso questi esempi dall'italiano regionale di Sardegna della professoressa Ines Eloi Corvetto, vedete che in questi casi e in tantissimi altri il fatto che la vocale accentata sia una vocale particolare, aperta o chiusa, ci porta in automatico a reduplicarla, cioè ad anticiparla nelle sillabe che precedono quella vocale, e quella vocale la sentiamo quindi due volte. Invece di pronunciare tenaglia, pronunciamo tanaglia, perché la vocale accentata è la A. Invece di pronunziare Cecilia, diciamo Cicilia. Invece di dire perito, diciamo pirito e così via. Un terzo fenomeno che possiamo ricordare è quello della cosiddetta iatizzazione. Dunque, ricordiamo rapidamente che lo iatto è dato da un incontro di due vocali, due segmenti vocalici che sono delle vocali piene, mentre un dittongo invece è dato dall'incontro di una semivocale o semiconsonante e di una vocale piena.
Allora, se noi prendiamo le parole italiane pianta, bianco, pieno, quando, guerra, industrializzazione e tantissime altre, notiamo che quel ya, pieno, ye di pieno, sono dei dittonghi. Ebbene, in alcune aree della Sardegna questi dittonghi vengono trasformati nella nostra pronuncia in iatto. Ragione per cui, per esempio, ci capita di sentire delle persone che dicono il vento ha sradicato la pianta, non pianta, come andrebbe pronunciato, ma la pianta. Il colore bianco, non bianco. Il bicchiere è mezzo pieno, non pieno, trasformando quindi le sequenze semiconsonante più vocale in due vocali piene. E così quando diciamo quando, la stessa cosa accade quando diciamo la guerra o l'industrializzazione, no? Sentite che ci sono due vocali piene. Da dove derivano questi fenomeni? Beh, sono dei fenomeni fonetici che ci derivano dalla lingua sarda. Noi diciamo pianta perché spessissimo, per esempio in sardo, il nome Mariano viene pronunciato come Marianu. Diciamo provincia perché in sardo si dice per l'appunto provincia con uno iatto, e allora anche nel parlare italiano rendiamo questo iatto dicendo per esempio la provincia di Oristano. Ecco, questo è un po' schematizzando il fenomeno della iattizzazione. Proseguiamo ricordando il fenomeno inverso, e che tra l'altro riguarda in modo particolare la parte meridionale della provincia di Oristano. Mi riferisco al Campidano di Terralba, alla parte Montis, ma prosegue nel Medio Campidano verso San Gavino, Guspini, Villacidro, eccetera. Mi riferisco al fenomeno della dittongazione, che è il fenomeno in base al quale laddove c'è un semplice segmento vocalico, quindi una semplice vocale, spessissimo la si trasforma invece in un dittongo, cioè in un incontro di una semivocale con la vocale piena. È il caso, adesso marco un po' per spiegarmi meglio, è il caso delle pronunce particolari che sentiamo per esempio a Terralba, San Nicolò Arcidano, Mogoro, ma ancora verso il Medio Campidano, in tutti quei paesi, quando sentiamo dire il vignetto, questo è il mio vignetto, oppure ti presento mio cognato, o ti stacco un assegno, santo cielo, è esploso un ordigno, e così via. Provate, se avete degli amici, delle amiche in questi paesi, a far pronunciare loro parole come mattonella, mortadella per esempio, o anche il semplice aggettivo bella, e sentirete delle pronunce molto simili a mattonella, la mortadella non mi piace, quella ragazza è molto bella, e così via. Io ovviamente ho marcato, ma è un fenomeno che si sente parecchio. Ricordo infine un altro fenomeno che è quello forse maggiormente conosciuto da tutti noi sardi, che è quello del rafforzamento consonanti con le cosiddette doppie, e noi quando pronunciamo parole come dicco o levato o potato la pianta, addirittura in alcune
subregioni della Sardegna, per esempio, dove si rafforza la consonante N in sardo, bene, questo rafforzamento ce lo trasportiamo anche in italiano, penso al Sulcis Iglesiente, dove dicono in sardo Sammannu, Subinnu, Saschinna, si sente Sallunna ben marcata, e nel parlare italiano capita spesso di sentire l'ammanno, la schiena, mi fa male la schiena, ho bevuto un bicchiere di vino e così via. Ora, noi sardi abbiamo un qualche problemino con le cosiddette consonanti doppie. Ricordo che dovremmo parlare di consonanti doppie nella scrittura, mentre nella pronuncia sono consonanti rafforzate, cioè consonanti in cui l'articolazione dura di più nel tempo. Ma non dobbiamo assolutamente preoccuparci, perché basti pensare a altre regioni italiane, penso al Veneto per esempio, dove invece si sente il fenomeno inverso, cioè nel Veneto loro dicono mama per dire mamma, ho bevuto il latte per dire latte e così via. L'insieme di tutte queste cose, di questi fenomeni fonetici e accompagnati anche dalle questioni intonazionali di cui abbiamo parlato nel videoclip precedente, ci permette di dire questo parlante non è sardo, oppure questo parlante è sardo, si sente che è sardo. Al di là della curiosità di ciascuno di noi, devo dire che affinare l'orecchio e sviluppare un'attenzione particolare per i fenomeni intonativi e per i fenomeni fonetici può avere anche un utilizzo pratico, per esempio in ambito giuridico, giudiziario, penale. Cioè gli investigatori, i magistrati, gli operatori della polizia giudiziaria oggi per lo più conoscono già l'identità del parlante intercettato o mediante il telefono o mediante un captatore, e allora si parla di intercettazioni ambientali. Però può capitare che si senta una voce al telefono oppure nell'intercettazione ambientale di una persona non nota, non identificata. Il primo filtro che si applica per stabilire l'identità della persona intanto è capire se è sardo o non sardo. E come si fa a capire se è sardo o non sardo? Per esempio, basta prestare particolare attenzione alla metafonesi ed è chiaro che se una persona dice loro sono i miei professori con la O aperta e non chiude quella O per effetto del fenomeno della metafonesi, ma difficilmente quella persona è sarda, sarà una persona della penisola. Così come se sentiamo qualcuno che dice questa è la mia sedia, la sedia, difficilmente sarà un parlante sardo. Chiudo dicendovi che quando l'Italia ha conosciuto quella pagina triste con il fenomeno del terrorismo rosso e nero, il terrorismo rosso con le BR, il terrorismo nero, che ha caratterizzato la storia del nostro paese alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80, quando non esistevano i telefoni cellulari e le rivendicazioni, per esempio, degli attentati, degli omicidi avvenivano mediante telefono, che poi spesso era sottoposto a intercettazioni, quindi si registrava in bobine, quelle bobine enormi. Ebbene, moltissimi terroristi, rossi o neri che fossero,
sono stati individuati non già grazie alla collaborazione dei cosiddetti pentiti, cioè dei collaboratori di giustizia, ma grazie alla collaborazione di illustri fonettisti che, ascoltando e riascoltando le registrazioni delle rivendicazioni, riuscivano ad individuare l'area geografica di provenienza dei terroristi, addirittura a circoscriverla sempre in modo sempre più puntuale, fino ad arrivare ad individuare addirittura la città di provenienza. Tutto questo grazie a un'attenzione particolare dedicata agli aspetti prosodico-intonazionale e agli aspetti fonetici. Io non aggiungerei altre considerazioni su questi aspetti del nostro produrre nell'apparato fonatorio la lingua italiana. Mi fermerei qui per questo videoclip. Vi do appuntamento al successivo. Asidor Rabiri, un saluto.